Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. Non vi nego che penso che questa sia la partita che aspetto con più ansia in assoluto, perché non so se purtroppo o per fortuna saremo i primi a giocare, quindi questo cosa implica? Implica che noi non sapremo fino alla fine se il Cagliari sarà effettivamente salvo o meno, perché potrebbe non esserlo anche con una vittoria. Mi sono scordato di farlo notare ieri nel video, forse non l'ho detto, o meglio, credo di non averlo detto, però mi vado a prendere al volo la classifica per farvela vedere, per chiacchierare un po' insieme e zoomiamo un bel po'. E beh sì, perché se Frosinone ed Empoli vincessero, noi... no, aspetta, probabilmente potremmo essere salvi comunque, perché l'Udinese rimarrebbe a 33, noi andremmo a 36 e con, con l'Udinese però abbiamo tutti e due i sconti diretti pari, se non mi sbaglio. 0-0 all'andata e 1-1 al ritorno. Eh, non lo so se effettivamente se con Frosinone ed Empoli che vincono tutte e due e noi vinciamo, se siamo comunque salvi. Penso che lì bisognerebbe andare a fare dei calcoli molto più approfonditi e quant'altro. Comunque, come sempre, come buona consuetudine, la partita si sta avvicinando, quindi andiamo a dare un'occhiata a quello che ci dice il file. E ho un po' paura a farlo, devo essere sincero, perché per esempio nell'ultima partita io pensavo che avesse torto e che stesse facendo una prediction errata, quando in realtà la sua prediction è stata molto molto azzeccata purtroppo. Comunque, come sempre, vi faccio vedere il banner e poi cominciamo subito con il file. Eccoci qua, cominciamo subitissimo, ma proprio anzi, perdonatemi che manca una cosa che qui non ho fatto, ok, la faccio al volo per anche evitarvi spoiler a voi. Questa volta parto subito così, con tutto il file già pronto, già acchittato e andiamo a vedere cosa ci dice il file. Mi sto sforzando di non guardare la parte sotto, anzi facciamo così. No, non voglio leggere. Ok. Allora, questo è quanto riguarda il primo tempo. Voglio fare così, ok. Questo è quanto riguarda il primo tempo. Il file ci dice che probabilmente il primo tempo potrebbe finire in vantaggio del Sassuolo, quindi 1x2 1, doppia chance 1x, under 1,5 e over 0,5 che è lo stesso di quello del Sassuolo, mentre per noi under 0,5
Gol no gol, ovviamente no gol, multigol casa 0-1, multigol ospite 0-1, multigol primo tempo 1-2, però risultato esatto 0-0. Andiamo a vedere anche i grafici, con il Sassuolo che ha il 50% di possibilità di concludere il vantaggio il primo tempo. Faccio fatica a comprendere su quali base, ma va bene così. Cioè, facciamo finta che vadano bene. Questi sono gli under e over, probabili gol casa. Viaggiamo dal 40% che possa non segnare il Sassuolo al 36,63% che il Sassuolo possa fare un gol, mentre per noi ci sono il 75,57% di possibilità di non segnare nemmeno un gol nel primo tempo. Staremo a vedere. Gol no gol, il no gol nel primo tempo ha una percentuale leggermente inferiore al 75%. No, al cazzo è... Ah, perché devo calcolare dove finisce qua. Io pensavo 85 e 40, minchia. Ora arrivo alla parte tosta. Non lo voglio vedere, non lo voglio vedere. Andiamo a vedere il secondo tempo. Chiudo gli occhi. Allora, allora, non me l'aspettavo, ma proprio zero. E mi stupisce tantissimo questo dato. Mi stupisce veramente tanto. Da cosa è dovuto questo dato? Perdonatemi, però sono curioso. Se io vado a vedere le ultime... A parte che, vabbè. Le ultime partite in casa del Sassuolo. 1-0 con l'Inter. Le ultime 4. 1-0 con l'Inter. Ah, c'è il 3-3 col Milan. Ecco perché. C'è lo 0-3 con il Lecce. E c'è l'1-1 con l'Udinese. Quindi sono state partite ricche di gol. Ecco perché. Comunque, il file ci dice che la partita la potrebbe vincere il Cagliari. Doppia chance 1-2. Under over partita, under 4,5 e over 3,5, con un under over casa di under 1,5 e over 0,5 e un under over ospiti di under 2,5 e over 1,5. Quindi il Cagliari non dovrebbe teoricamente segnare più di 2 gol, mentre il Sassuolo non dovrebbe segnare più di un gol. Gol no gol, qua vediamo che il file ci dice che molto probabilmente sarà una partita che terminerà con l'esito gol. Multigol casa 0-1, multigol ospite 1-2, multigol partita 1-2. Ok. E risultato esatto 2-1 per noi. Parziale finale 1-2, parziale finale doppia chance 1x 1-2. Questo invece addirittura... Questi sono i grafici delle probabilità. Ma veramente? Queste invece sono le doppie chance. Dopo andiamo a vedere anche le quote. Il 70% che la partita finisca con un gol. Cioè con esito gol. Minchia, mica male. Cioè, mica male. È importante comunque come dato. Andiamo a vedercela sull'esteso. Allora, le percentuali le abbiamo viste prima. Per il primo tempo le quote sono di 1,99 per il Sassuolo, 2,59 per il pareggio e 9,3 per il Cagliari, con le doppie chance quotate a 1,12 l'1x, 1,63 l'1-2 e a 2,01 l'x2, mentre gli expected goals sono 0,91 per il Sassuolo, 0,28 per il Cagliari,
e expected goals partita 1,19. Queste sono tutte le probabilità dei gol, gli under over partita, eccetera eccetera, e il risultato esatto che andiamo a vedere anche qui. E vediamo che al 30% la partita finirà il primo tempo con lo 0-0, 28% l'1-0 per il Sassuolo e con il 13% il 2-0 per il Sassuolo. Per quanto riguarda il primo tempo, il nostro risultato più probabile è l'1-0, però con il 9% di possibilità. Questo è quello che ci dice il file sui risultati esatti per il primo tempo, ma diamo uno sguardo al secondo tempo. Allora, 23, 19, 58. Come sempre io voglio vedere se cambia qualcosa. 23, 19, 58. Si è un attimo buggato, perché direi che questi non sono di certo i loghi del Cagliari e del Sassuolo, per quanto per il Sassuolo sia azzeccato il colore, però c'è un attimo di bug in questo file. Comunque le quote cambiano drasticamente con la forma a 8 partite e vede molto molto di più favorito il Sassuolo, anche se è l'unica cosa che sostanzialmente cambia, perché per il resto siamo lì, a parte gli under e over, stiamo veramente lì, cambia solo e soltanto quello. Io direi di rimettere a 4 partite. Purtroppo si è sminchiato completamente tutto. Ok, eccolo qua. Con la forma a 4 partite vediamo che il file ci dice cosa? Che il Sassuolo ha il 23% di possibilità di concludere la partita e vincerla, con una quota a 4,41, una quota alta, ma è ancora più alta la quota del pareggio a 19, cioè con il 19% di possibilità è una quota a 5,23. Quindi il file in questo momento ci sta dicendo questa sarà una partita combattuta dove, per ovvi motivi, tutte e due le squadre vorranno vincere. Quindi il pareggio è un risultato che non andrebbe bene a nessuna delle due squadre, ed effettivamente è così. Mentre la favorita siamo noi con il 58% di possibilità e una quota a 1,72. Per le doppie chance partiamo dalle nostre, che sono l'X2 con un 77% di possibilità e un 1,30 di quota, l'1-2 con l'81% di possibilità quotata a 1,24 e l'1X con il 42% di possibilità quotata a 2,39. Veramente tantissimo, tantissimo. Gli expected goals del Sassuolo invece sono 1,47, 2,40 quelli del Cagliari, che portano un expected goals partita a 3,87, numero importante, numero molto molto importante. Le quote del gol no gol le avevamo viste anche prima: 70,05% per il gol, 29,95% per il no gol. Under over per il Sassuolo li abbiamo visti prima, per il Cagliari idem, e per la partita ecco qua. Addirittura c'è solo il 2% di possibilità che la partita finisca sostanzialmente con uno 0-0, e infatti ha una quota di 48,04. Sono numeri veramente molto molto importanti questi, eh. Andiamo a vedere invece i risultati esatti, dove vedevamo prima che il 2-1 era il risultato più probabile. Adesso andiamo a dare un'occhiata a quello che ci dice il file, e il 2-1 è quello più probabile con il 9% di possibilità. Il secondo più probabile abbiamo a pari merito il 3-1 per noi e l'1-1, e il terzo più probabile è il 2-0 per noi o il 2-2. Tutti e due con una quota, con una percentuale del 6%, anche se
Tra i due il file ci dice che è più probabile il 2-2 perché ha una quota di 15,41, mentre il 2-0 di 16,65. Mentre per quanto riguarda il 7% dell'1-1 e del 3-1, il file ci dice che comunque è molto più probabile l'1-1 perché ha una quota di 13,61, mentre quella del 3-1 ce l'ha a 14,15. Io voglio evitare di dire qualsiasi cosa. Voglio evitare di fare pronostici, voglio evitare di commentare, voglio evitare di poter dire anche una minima cosa che possa poi rivelarsi il contrario. Voglio astenermi da tutto, non voglio assolutamente commentare. Mi incuriosisce il dato che ci propina il file per quanto riguarda la partita, perché era un qualcosa che io così d'impatto non mi aspettavo. Mi aspettavo dei valori eh, molto più bassi, molto più compassati, specialmente sul numero dei gol. E invece così non è. Io mi auguro che il file abbia avuto in tutto e per tutto ragione. Mi auguro che sia una vittoria. Mi auguro di poter festeggiare già qualche ora dopo, perché poi, sempre grazie alla mia fantastica memoria, se non vado errando, eh, noi giochiamo a mezzogiorno e mezza e quello me lo ricordo, però le altre partite, quelle che ci interessano, si giocano poco dopo. Per esempio Udinese-Empoli, se vediamo l'Udinese vincere, noi già siamo sicuri di essere salvi. E scusate se poco. Quindi sarà una giornata molto importante quella di domenica, veramente tanto importante. Quindi onde evitare di fare la cucurra o qualsiasi cosa, io finisco qua il video. Vi ringrazio per averlo guardato e come sempre ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!